La Sardegna vanta la presenza di alcuni degli alberi più longevi della storia. Il più longevo in assoluto è Sozzastru, un olivastro selvatico, Olea europea, Oleaster, situato nel comune di Luras, in Gallura, vicino alla chiesetta di Santo Bartolu di Carana. Secondo stime dell'Università di Sassari, ha un'età compresa fra i 2500 e i 4000 anni. Pertanto è uno dei più antichi alberi non solo della Sardegna e dell'Italia, ma anche dell'Europa. Altezza di circa 14 metri, circonferenza del tronco di 11-12 metri e chioma che copre 600 metri quadrati. Dichiarato monumento naturale nel 1991, è incluso fra i 20 alberi secolari italiani da tutelare. La Sardegna vanta 285 alberi monumentali censiti, il numero più alto in Italia, con vari olivastri plurimillenari nella stessa area. Oltre a vantare un elevato numero di alberi longevi, in Sardegna si trovano anche alcuni degli alberi più alti. Il più alto della Sardegna è un'araucaria, Araucaria heterophylla, nota come la Grande Signora, e raggiunge quasi 40 metri in altezza. Si trova in un cortile privato a Sassari, sotto via San Saturnino. Si tratta di un esemplare ultracentenario, probabilmente introdotto come pianta ornamentale nel XIX secolo. Alto circa 40 metri, con una chioma imponente che domina l'area circostante. È considerato un albero monumentale per le sue dimensioni eccezionali in un contesto urbano. Fra gli alberi autoctoni spicca la roverella di Morgongiori, alta quasi 18 metri e millenaria. Il tasso di Matari a Urzulei, finalista in concorsi arborei, è imponente, ma non supera queste altezze. La Sardegna custodisce numerosi patriarchi vegetali, spesso vincitori di premi come l'Italian Tree of the Year.